Un saluto a tutti. Quindi adesso procediamo con la riparazione dell'iPhone XR, che l'abbiamo visto l'ultimo video. Eh, Abbiamo detto che non funziona il Face ID. Ok, facciamo i test per vedere se va tutto bene. Tranne il Face ID, se sono altre cose che non funzionano, quindi facciamo una chiamata 92193 per vedere se funziona il sensore di prossimità e altre cose. L'altoparlante adesso non si sentirà, ok? Però, ok, sensore di prossimità non funziona, ok? L'altoparlante non funziona, quindi sensore di prossimità niente. Adesso è in chiamata come si vede, ok? Quindi sull'altoparlante si sente, sulla speaker si sente, sull'altoparlante no, però il sensore di prossimità non funziona, ok? Quindi abbiamo un motivo di credere che devo intervenire sul flat, ok? Quindi perché visto che non funziona neanche il sensore di prossimità, adesso vediamo se funziona questo sensore, ok, che serve la luce ambientale, quindi se messo in automatico lui dovrebbe reagire, quindi quella barra dovrebbe saltare al dare il su, se il sensore è ok, quindi non si alza, vuol dire che il sensore non funziona, quindi puntiamo una torcia sul sensore qua e non si, questa barra doveva alzarsi così, la luminosità si doveva abbassare, si doveva alzare, ok? Quando metti una torcia qui, quindi non funziona. Allora, ho il motivo di credere che proprio sul flat devo lavorare, ok? Adesso andiamo in impostazioni, Face ID e codice, inseriamo il codice, andiamo configura Face ID. Se io vado qua su configura Face ID, premo inizia e mi dirà Face ID non è disponibile, ok? Quindi è chiaro che non funziona neanche il Face ID, quindi dobbiamo intervenire sul flat, ok? Quindi smonto il telefono e procediamo con la riparazione. Ok, adesso abbiamo acceso il preriscaldatore, impostato a 220 gradi. Eh, quindi questo, andiamo sotto il microscopio, questo è quello originale, ok? Quindi devo trasferire questo pezzo qua, l'ho segnato per essere sicuro che metto l'orientamento giusto, ok? Ho messo un po' di vernice verde, quindi questo e questo l'altro, ok? Quindi questi due componenti li spostiamo su il flat nuovo, ok? Quindi non porto via tutto questo flat perché si può fare anche così, di saldare da questa parte questi punti, queste saldature e spostare tutto questo qua, però ho paura che qualche condensatore qua o la resistenza non funzionano, ok? Quindi mi troverò di nuovo nella stessa situazione, quindi sposterò solo questo e questo, ok? Sul nuovo flat. Quindi aspettiamo che si riscalda in che arriva la temperatura del nostro preriscaldatore. Questo è quello nuovo dove trasferisco tutto, l'ho segnato anche questo perché così non, li, non mi sbaglio, ok? Prima disaldiamo queste parti, ok? Perché lui ha tutto qua, solo che questi qua sono messi, non funzioneranno, ok? Funziona il sensore di prossimità, quello ambientale, però eh,
non funzionerà il sensore di prossimità, ok? Il sensore Face ID. Quindi spostiamo tutto questo. Un attimo che si deve riscaldare questo preriscaldatore. Nel frattempo mettiamo questo così. Quindi metto un po' di flussante. Allora cominciamo con questo, sì, questo qua. E devo dissaldare questo per primo. Metto un po' di flussante. Così si dissolda prima. Ok, così vedete anche voi. Ok. Aspettiamo che, ecco, lo metto in questa posizione qua, dove da questa parte così. Aspettiamo che arrivi la temperatura. Il flussante comincia a fare il suo lavoro. Siamo arrivati a 177 gradi di temperatura. Ancora niente. Un po' di pazienza. Serve un po' di pazienza perché sono cose piccole, molto fragili, quindi bisogna avere pazienza con queste cose. Ok, quindi il primo componente lo abbiamo tolto. Adesso andiamo a togliere il secondo. Quindi mettiamo un po' di flussante anche su questo. Devo stare attento di non, devo tenere con due pinze così non mi non mi brucio le mani, perché è possibile che riesco a bruciarmi le mani con questo. Tengo così con questa pinza.
Ok, il secondo pezzo l'abbiamo tolto. Adesso andiamo a togliere da quello originale, facciamo stessa cosa, poi spostiamo questi componenti. Un attimo solo che devo guardare che mi viene, questo verrà all'interno così, ok. Quindi per prima cosa mettiamo sempre questo, mettiamo un po' di flussante, questi sono quelli originali, ok. Adesso è arrivato a temperatura il nostro devo tenere con due pinze perché con una sola non riesco. Mi devo avvicinare così vedo bene cosa succede. Spostiamo più in qua, ok. Ok, primo è stato tolto, adesso andiamo con il secondo. Ok, metto un po' di flussante. Ok, il secondo componente è stato tolto. E adesso mettiamo questi pezzi sul flat nuovo. Ok. Quindi prendiamo il flat nuovo. Metto già. Prendo il componente e lo metto così, da questa parte. Ah, serve la calma del mondo con queste cose. Ok, si è saldato. Sì, adesso bisogna mettere il secondo. Mettiamo un po' di flussante su questo. Orientamento all'interno. Devo stare attento per prendere l'orientamento giusto. Vedere dove è quel segno così. Quindi lo devo prendere così. Ops. Tu si è attaccato un po' da questa parte. Quindi lo devo mettere così. Così. Devo tenere con questa pinza così. Ops. Spostati un po' da questa parte.
vediamo quando si arriva a saldatura. Ups. Dovrebbe tirarlo così un po'. Mettere un po' di flussante. Ok, adesso abbiamo montato solo così volante, ok? Adesso accendiamo il telefono, dopo lo montiamo sul display, vediamo se viene di nuovo il messaggio. Aspettiamo che sia via, inserisco anche il codice, ok, inseriamo il codice, quindi si è bloccata 1, 2, 3, 4, ok, come si vede adesso non dice più niente, nessun messaggio. Andiamo a vedere in Face ID e codice, inseriamo il codice, ok, configura Face ID, inizia, vede la mia faccia, quindi dai, metti così, abbassa leggermente il telefono, ok, ok, come si vede adesso funziona perfettamente, mi dice completato la prima fase di Face ID, quindi noi non lo facciamo, ok, perché il cliente già ha la sua cosa, ok, quindi funziona. Adesso il telefono è montato, ok, mettiamo la password, ok, andiamo su Face ID, Face ID e codice, ok, configura Face ID, ok, come vedete lo sta configurando correttamente, prima fase, non andiamo avanti, ok, adesso vedrete che il telefono carica anche, ok, che prima, se vi ricordate, prima non caricava, no? Quando era con quel face e con quel flat difettoso, con quello non caricava, con questo sta caricando normalmente, quindi direi abbiamo finito il nostro lavoro. Grazie di essere stati con me, ci sentiamo al prossimo video.